Eccoci qua, mi trovo a Marsala e sto per intervistare un cuore solitario che si è presentato a Stranamuro Siciliano per cercare l'anima gemella. Lo conoscete, lo state riconoscendo, si chiama Giuseppe. Ciao Giuseppe. Ciao. Allora, tu diverso tempo fa ti sei presentato su Stranamuro Siciliano per cercare l'anima gemella. Cos'è che vuoi dichiarare qua davanti ai telespettatori? Che ho trovato un'anima gemella grazie a Stranamore Siciliano. Esatto, tu hai trovato la donna ideale, la ragazza giusta. Quanti anni c'ha questa ragazza? 18. 18 anni, ed è di Marsala da sempre? Sì, di Marsala. E com'è successo? Ti ha telefonato? Com'è successo? Racconta. Siccome io passeggiavo nel Cassaro e questa ragazza mi ha chiamato perché mi ha visto su Stranamore Siciliano e ci abbiamo messo d'accordo e giriamo insieme, facciamo una passeggiata insieme. Insomma, sta spuntando l'amore, è Sì. nato qualcosa. Sì. Quindi grazie a Stranamuro Siciliano ti sei fatto fidanzato. Sì, sì. E tu lo vuoi dichiarare in TV. Sì. E quindi il consiglio che vuoi dare ai telespettatori e alle telespettatrici che vanno cercando l'anima gemella qual è? Dillo, vai. Non lo so. Cioè il consiglio che devono guardare Stranamuro Siciliano, si devono presentare perché funziona, Sì. giusto? Certo che funziona. Perché tu sei fidanzato, Sì. ti sei fatto fidanzato grazie, Sì, grazie a Stranamore Siciliano. Perfetto, avete sentito amici telespettatori e amiche telespettatrici, per cui venite su Stranamuro Siciliano, dico bene? Sì. Un saluto da Alberto e un saluto anche da Giuseppe. Giuseppe che ora è diventato naturalmente fidanzato, ok? Ok. Ciao ciao. Ciao. Oh yeah!